Gorizia si arricchisce di una nuova risorsa nel campo cinematografico. Questa mattina è stato presentato il progetto della Cross Border Film School, idea nata da un gruppo di professionisti del settore per formare attori e registi, in vista della sempre più alta domanda di lavoro. Un trend cresciuto notevolmente negli ultimi anni, con numerose produzioni che hanno scelto il Friuli Venezia Giulia come set. Tra queste anche quella dietro al regista Matteo Leotto, presidente della nuova realtà, che racconta come nasce il progetto e alcune anticipazioni sulla nuova stagione di Volevo fare la rockstar. La prima stagione abbiamo lavorato con quasi 150 attori del Friuli Venezia Giulia, la seconda stagione con 90 attori del Friuli Venezia Giulia, quindi abbiamo bisogno di attori nuovi, di forze nuove, perché poi quando uno fa un progetto come una lunga serie ovviamente non possono essere riproposti gli stessi attori nelle varie stagioni, quindi insomma anche da qui parte l'idea di questa nuova esperienza, di questo nuovo progetto. A proposito di Volevo fare la rockstar, grande l'attesa, manca poco la messa in onda. Pare di sì. Potrebbe essere un generico fine marzo, ma insomma credo tra una settimana e 10 giorni avremo delle informazioni un pochino più precise, comunque pare che ci siamo. A Gorizia ci sono anche altre iniziative, penso anche alle scuole superiori, che puntano sul settore cinematografico. Gorizia può diventare una sorta di piccola Hollywood di questo senso. Sì, noi vorremmo ovviamente lo diventasse, non solo Gorizia ma ovviamente anche Nova Gorizia, perché insomma siamo legati da un filo rosso indissolubile e quindi sì, insomma, questo territorio secondo me va appunto anche in previsione della candidatura della cultura europea, secondo me va fatto un ragionamento adesso, perché sentiamo che è un po' o adesso mai più.